Musumeci sulla corsia di sinistra. Ricomincia da Podda. Tocca il pallone Vieira, la palla arriva direttamente verso la porta, riparte Podda ancora dalla destra. Musumeci prova a passare, l'ultimo a toccare lui. Lancio in profondità, Giopa Vieira aggancia il pallone davanti a Bocao, la lascia poi alla conclusione da parte di Antoniazzi che colpisce il palo. Andiamo a rivedere l'occasione, buona giocata da parte di Vieira, Antoniazzi col mancino sul palo. Palla che è terminata direttamente in rimessa laterale. Riparte la Meta Catania, dunque siamo entrati nel secondo minuto del primo tempo. Ancora la palla rubata, possibilità di contropiede per la squadra di Silvio Roccia che ha iniziato bene questa partita. Podda. Brunelli. Bocao. Ancora Podda da destra. Cerca un varco per il sinistro, non lo trova, allora si ricomincia. Bocao. Musumeci verso Brunelli di spalle, attende il rimorchio del capitano. Ancora Musumeci fermato, palla allontanata. Sempre però possesso per la Meta. Podda. Ancora palla intercettata, prova a ripartire Giopa Vieira. Scarico sulla sinistra, deviazione da parte di Brunelli, rimessa laterale per la Came. Quasi 2 minuti trascorsi. Rimessa per Giacomo Azzoni. André Ferreira, palla di prima a cercare Giopa Vieira, fallo da parte di Bocao, sì, arriva il fischio. Rimessa, pardon, punizione, primo fallo commesso dalla Meta in questo match. Musumeci prova a rubare il pallone, scarico per Giappa. Ancora circolazione di palla da parte della Came, lancio in profondità. Azzoni prova la conclusione, stavolta non è pericolosissima parata da parte di Joe Tim, tra i pali lui quest'oggi per la Meta Catania. Pietrangelo dall'altra parte, rivediamo comunque la conclusione da parte di Azzoni, centrale in 2 tempi. Rinvio da parte di Pietrangelo in profondità, non ci può arrivare Giappa. Calcio d'angolo però perché c'è stato il tocco da parte di Bocao, terzo minuto già in corso. Angolo per André. Prova la conclusione Antoniazzi, palla che arriva direttamente sul soffitto del Palacicogna. Primo cambio intanto per Warra, inizia il match di Tromas Draoski. Rimessa laterale, battuta direttamente verso lo specchio della porta. Antoniazzi cercava un compagno sul secondo palo, c'è stato il tocco da parte di Tim e dunque calcio d'angolo per la Meta. Stavolta dalla destra, affidato proprio a lui. Antoniazzi a cercare la conclusione da parte di Azzoni. Rimessa laterale ancora per la Came, André Ferreira sul punto di battuta. Ancora André. Palla stavolta che non arriva verso Azzoni, può ripartire Joe Tim. Draoski. Turmena, tornato dopo aver saltato il match contro il Pomezia di 8 giorni fa, ha vinto comunque 2-1 da parte della Meta. Buona palla intanto al limite dell'area di rigore, prova Pulvirenti con la suolata a servire Turmena, anche Pulvirenti non c'era nel turno numero 11, torna a disposizione, recupera 2 elementi importanti Warra per questa partita, proprio Pulvirenti che va alla conclusione, palla fuori.
Rinvio dal fondo per Pietrangelo, inizia a mettersi in partita anche Giovanni Pulvirenti. Entrambe le due formazioni reduci da un successo detto, seguiamo intanto prima la giocata di Antoniazzi, detto della vittoria della Meta 2-1 col Pomezia. Il Mantova invece sempre il 5 dicembre ha battuto 3-2 il Mantova in trasferta. Fallo laterale intanto per André Ferreira, sulla posizione di Antoniazzi, palla per Giappa Vieira, scarico poi per Azzoni, un rimpallo ancora Giappa, si torna da Pietrangelo, lancio verso Jotim che blocca il pallone, può far ripartire la Meta, lancio in profondità sulla corsia di sinistra, Turmena, anzi Draoski era andato verso Sacon, palla deviata, calcio d'angolo, buono l'aggancio, buona anche la giocata con l'esterno destro da parte di Draoski, battuto il corner per permettere a Turmena di andare a calciare, poi il rimpallo torna verso la metà campo della Meta, palla appoggiata a Tim, rinvio sulla sinistra, stavolta non aggancia Draoski, apprezza comunque il lancio da parte del suo portiere. Quarto minuto che sta per andare via. Pietrangelo, lancio in avanti, allontana con la testa Sacon, poi Turmena sulla linea di fondo, la mette dietro, c'è una deviazione, c'è rimessa laterale. Ancora Turmena, liberato per il sinistro, palla poi allontanata. Rivediamo anche con la stretta la conclusione di Luis Turmena, palo da parte del 17 della Meta. Corner ancora battuto, ancora una palla in area di rigore, nuovo calcio d'angolo a disposizione della formazione campione d'Italia, mentre siamo entrati nel quinto minuto del primo tempo. Battuto corto stavolta, palla dentro, ancora una deviazione, sempre di Azzoni, ancora calcio d'angolo, Turmena la battuta nuovamente. Prova a scambiare con Draoski, c'è fallo su Vieira, anche abbastanza dolorante dopo questo contatto. Draoski rimane in zona per scusarsi, aiuta anche Giappa Vieira a rialzarsi. Questo il contatto, è rimasto quasi un po' piantato il piede. Posizione affidata ad André che va a cercare il lancio in profondità, ci mette il piede proprio Draoski per evitare il lancio verso Azzoni che attaccava dalla destra, palla nuovamente però a disposizione dei padroni di casa. Scarico centrale, Giovavera poi si allarga un po' sulla sinistra, protegge il pallone. Antoniazzi e poi Azzoni, prova il numero, viene fermato, prova a ripartire Draoski, bella giocata, palla che arriva a Pulvirenti, può andare verso la porta Pulvirenti, palo! Ancora un legno, già il terzo di questa partita. Palla poi allontanata e nuovo corner per la Meta, davvero un inizio abbastanza vivace, soprattutto per il numero di occasioni da gol. Turmena la mette dentro, non riesce a trovare la conclusione verso la porta con Sacon che era da quelle parti. Un po' di riposo intanto per Giappa Vieira, pronto a tornare in campo anche Marco Ercolesi, dicevamo arrivato da pochi giorni a disposizione di Silvio Rocia. Un elemento che porta sicuramente grande esperienza, l'ha ricordato proprio il tecnico della Came anche nel prepartita. Seguiamo intanto Turmena che vuole andare sul mancino, non riesce poi ad appoggiare per Draoski, allora parte la Came dall'altra parte, palla giocata per André Ferreira, perde il possesso però la Came, allora può ripartire nuovamente la Meta. Draoski se ne va sulla sinistra, fermato però nel momento in cui sembrava essere pronto a metterla verso l'area di rigore. Buon intervento ancora di Giancarlo Antoniazzi, fallo laterale sempre per la Meta che arriva da 5 vittorie di fila. Turmena col mancino, stavolta non inquadra lo specchio della porta. 5 vittorie di fila dopo quella con, o meglio prima di quella contro il Pomezia. Per Siciliani sono arrivati i successi con Cosenza,
Feldieboli, Mantova e Napoli. Gran momento di forma, come detto, sfida a distanza con la L84 in attesa poi dello scontro diretto previsto per l'ultimo turno di regular season del 2025, sabato 27 dicembre. In questo momento L84 a quota 26 punti, Meta quota 25, ma c'è da completare questa partita. Musumeci intanto riceve il pallone, accompagna Podda che è tornato in campo, solita partenza dalla corsa di destra, poi ancora Carmelo Musumeci. In avanti non trova Brunelli, la palla però rimane a disposizione della Meta. Bocao all'indietro direttamente da Tim, che può ovviamente con le sue caratteristiche essere un'arma in più in questa partita, lo è anche Siqueira. Due portieri utilizzati tantissimo da Warra per anche giocare con i piedi. Intanto Gargantini fermato, prima azione anche del classe 96 in maglia 96 della Came, rimessa a battuta da André Ferreira proprio per Gargantini, protegge il pallone, perde poi l'equilibrio, nessun fallo da parte di Bocao, semplicemente è mancato l'appoggio a Matteo Gargantini e quindi rimessa affidata a Michele Podda. Indicazioni in panchina tra Draoschi e Turmina nel frattempo. Abbiamo visto con la nostra inquadratura che puntava da quella parte, possesso per Carmelo Musumeci, poggia il pallone a sinistra, Podda non riesce a entrare in possesso, buona lettura da parte di André Ferreira, può ancora attaccare la Came dalla corsia di destra. Sempre Gargantini che cerca di prendere posizione, palla intercettata, 2 contro 2 potenziale, Musumeci porta palla centralmente, accompagna Podda servito, arriva però Ercolessi che approfitta del controllo non perfetto e spazza via il pallone. Classe 1986, Marco Ercolessi, anche 137 presenze con la nazionale italiana, un europeo vinto. Podda la battuta della rimessa laterale nel frattempo. Musumeci non riesce a far filtrare il pallone, lancio in profondità proprio a cercare Marco Ercolessi, in vantaggio però Podda, ci arriva Tim, lancia, non trova però Bocao che era giocatore che si era proiettato sulla sinistra e quindi rimessa in favore della Came. Antoniazzi per Ercolessi, poi André Ferreira, pressione alta della Meta in questo momento quasi al limite dell'area di rigore avversaria. Buona uscita però dalla pressione per formazione di Roccia, recupera poi palla Podda. Brunelli, Bocao e Podda. Alza il pallone a cercare Brunelli, buono il controllo, sinistro verso la porta, para Pietrangelo. La palla poi allontanata con deviazione, rimessa dunque in favore della Came con Antoniazzi. Noi rivediamo il bel lancio di Podda, ottimo anche l'aggancio e tiro da parte di Leo Brunelli. Attento però Pietrangelo da quella parte. 7 minuti esatti trascorsi. Già Paviera può puntare all'area di rigore, calcia, Tim si fa trovare pronto. Serie di finte, ha trovato il varco per calciare, Tim però era attento da quella parte nella formazione. Seguiamo prima questo fallo laterale, poi torniamo su questo argomento. Palla di Antoniazzi che non trova la ricezione da parte di nessun compagno. Dicevo, nella formazione della Came oggi è a disposizione anche per Azzetta e Sutton, che però non dovrebbero prendere parte alla gara per problemi fisici. Assente anche Donin squalificato e quindi rotazione di Roccia ridotta rispetto al solito. Bocao cerca un varco per metterla dentro, trova la deviazione ancora di Antoniazzi, c'è rimessa laterale per la come metacatena Brico City, sempre Bocao la battuta, si muove Musumeci, destro che non trova lo specchio, rivedo al fondo, Pietrangelo batte corto, attacca ancora Ercolessi, prova a farla passare, non aggancia Giappa, allora riparte la Meta. Bocao con Brunelli che accompagna sulla destra, sbaglia per il controllo con la suola, la palla scappa via. Questa ancora invece la conclusione di Carmelo Musumeci, arrivata praticamente a meno di un metro dalla linea laterale, era difficilissimo inquadrare la porta, ci ha provato comunque. Gargantini prova ad andare via sulla sinistra, ancora Gargantini fermato da Bocao che si prende anche l'applauso di Tim per questa giocata. Qui prima il contatto con Brunelli,
gioco che è però proseguito, e poi il fallo laterale conquistato. Marco Ercolessi alla battuta. Giappa e Gargantini al limite dell'area di rigore. Ercolessi va fuori invece da Antoniazzi, che carica il destro. Tim la vede partire in ritardo ma riesce a respingere. Poi fallo di Brunelli su Giappa, terzo fallo della meta dopo 8 minuti di gioco. Questa è la giocata di Giappa. Brunelli era già per terra, ha agganciato l'avversario. Calcio di punizione dunque. Si rialza Giappa Vieira. Oggi cerca di arrivare in doppia cifra in campionato, 9 le reti per lui fino a questo momento. Il miglior marcatore invece della meta è Luis Turmena con 8 reti. Indicazione anche per l'inquadrato Silvio Roccia, che stava posizionando i suoi ragazzi in campo per questo calcio di punizione molto interessante. Palla per Giappa, la sposta, va a calciare, murato da Sacon. Rimane comunque in proiezione offensiva la Kame. Ancora Giappa Vieira, stavolta di prima, deviazione di Bocao. Si passa da fallo laterale a calcio d'angolo. Sempre Antoniazzi alla battuta del pallone. Conclusione dalla distanza, stavolta di André Ferreira, che colpisce male la palla. Rimessa dal fondo. Buon inizio però da parte della Kame, che sta provando a impensierire Joao Tim. Turmena. Drauski, pressato da Gargantini. Turmena poi allontana la palla. Drauski chiedeva un fallo ai suoi danni, non ha protestato, però la sua espressione facciale ci dice questo. Attenzione perché brutta palla persa. Turmena sbaglia il controllo quando stava per andare a calciare. Il solito Pulvirenti in pressione aveva prodotto un errore, poi Turmena è arrivato anche sulla palla, gli è scappata un po' via. Sempre però rimessa laterale per la meta quando siamo all'interno del minuto numero 9 del primo tempo. Sempre 0-0 questa 12ª giornata di Serie A. Quinto Drauski per Tim, che poi forse un po' preoccupato dalla pressione di Giappa Vieira allontana la palla. Si chiarisce adesso con Turmena. Rimessa per la Kame, si accomoda un attimo in panchina Antoniazzi per rifiatare. Ottimo l'inizio di partita per lui. André Ferreira intanto deve forzare la giocata sotto pressione, mette la palla fuori dall'altra parte. Possesso recuperato da parte della meta. Drauski sul punto di battuta. Turmena. Gargantini in pressione su di lui. Sacon, palla invece arriva dietro da Joao Tim. Scarico sulla destra per Turmena. Buona la finta, ancora Turmena. La mette dentro, non trova però la deviazione da parte di Pulvirenti. Riparte Giappa, viene in contropiede. Ancora Giappa per Gargantini. Limite dell'area, perde l'attimo per calciare. Kame che in contropiede aveva creato una buona chance potenziale. Gargantini però non è riuscito a andare alla battuta verso la porta. Palla verso Turmena, c'è una deviazione sul passaggio di Sacon, dunque fallo laterale in favore sempre della meta. Ci avviciniamo a metà del primo tempo. Nel prepartita Bocao ha parlato della difficoltà di questa partita con un avversario che ha spesso messo in difficoltà la meta. Anche Tim ha dato una lettura molto interessante per via della difesa molto diversa adottata da Silvio Roccia rispetto alle altre squadre. Tanto Sacon finta, cerca il sinistro, la palla rimane lì, Giappa la porta via, vince anche il rimpallo. Ancora Giappa Vieira, accompagna l'azione André Ferreira, non si fida l'uno contro uno col Pulvirenti e ricomincia. Ancora André, alza la palla a cercare Giappa Vieira, palla che sfila sul fondo. Giappa stava tornando già verso la sua di metà campo, adesso un po' di riposo anche per lui. Tornando sulle parole di Tim, palla inattiva è altra chiave del match a suo dire, e ovviamente la voglia da parte della meta di confermarsi al primo posto.
Intanto Antoniazzi finisce per terra dopo il contatto con Sacon, non c'è fallo. L'ultimo tocco è stato proprio del numero 5 della Kame, che adesso deve risistemare la scarpa sinistra e riallacciarla. Mentre, parlando sempre delle dichiarazioni pre-gara, per la Kame Rocia, oltre a accogliere Marco Ercolesi, ha anche approfittato per salutare Riccardo Castaldello, che ha lasciato la Kame e ha poi chiesto una partita di grande concentrazione ai suoi. Attenzione intanto a questo fallo, arriva anche l'ammonizione per Ercolesi, fallo su Pulvirenti, primo ammonito di giornata Marco Ercolesi. È arrivato in ritardo, calcio di punizione da buona posizione per la meta quando siamo a metà del primo tempo, posizione anche per sfruttare eventuali tiratori mancini come Turmena e Podda. Arriva anche Brunelli, 3 mancini su 4 per questo calcio piazzato scelti da Warra, per sfruttare ovviamente la posizione di questo pallone. Draoschi sul punto di battuta, vediamo quale sarà la sua scelta. Indicazioni a Brunelli, adesso anche a Turmena. Brunelli poi lascia il punto di battuta e va ad appostarsi poco fuori l'area di rigore e poi torna anche indietro. Vediamo adesso, si può battere Draoschi direttamente verso la porta, 2 volte Murato mantiene però il possesso. Turmena dalla sinistra cerca Draoschi, deviazione di Ercolesi, calcio d'angolo. Si muove Podda, pallone fuori ancora per il sinistro di Turmena, ancora respinto però. Rimessa per Draoschi, Sacon e Turmena. Tim avanza verso la metà campo, adesso libero del vincolo dei 4 secondi Joe Tim. Buono scarico a destra per Turmena, palla verso l'area di rigore, Sacon non riesce a calciare, palla ancora buona, Sacon ci mette le mani Pietrangelo, Rocia chiedeva un fallo di mano che non è stato però ravvisato, lancio dall'altra parte di Pietrangelo, ci mette la testa Giovanni Pulvirenti per impedire ad Ercolesi di entrare in possesso. Questa la giocata precedente, Sacon aveva il braccio aderente al corpo, per questo motivo non è stato fischiato fallo. Si riparte intanto con azioni che riceve da Ercolesi. Antoniazzi scambia con André, ancora Ercolesi in avanti a cercare azioni, contatto con Turmena, finisce per terra il 20 della Kame, che è stato anche l'ultimo a toccare, rimane per terra fuori dal campo. Dunque viene un attimo fermato il gioco, Draoschi si scusa con Giacomo Azzoni, palla dunque che verrà scodellata perché nel frattempo era stato battuto il fallo laterale, nella sostanza non cambia nulla. 9 minuti 19 secondi da giocare. Turmena in avanti, esce con i tempi giusti, con grande coraggio Pietrangelo, aveva letto questa palla a tagliare il campo. Turmena ci prova dalla distanza, deviazione, calcio d'angolo. Si occupa Draoschi della battuta di questo corner. Pulvirenti fa filtrare il pallone, Turmena rinuncia al tiro e si appoggia nuovamente a Tim. Avanza ancora oltre la linea di metà campo, scarico e poi torna tra i pali. Sbaglia però questa trasmissione di palla alla meta. Draoschi controlla la palla quando ormai è uscita fuori dal campo e dunque rimessa a Kame. Ercolesi sul pallone. Perde il pallone Antoniazzi, arriva a dargli una mano proprio Ercolesi che allontana la sfera. Ercolesi ha parlato dell'esigenza di avvicinarsi un po' a casa anche nella scelta di scegliere la Kame, una realtà ormai affermata per il Veneto, dunque pronto a dare il suo contributo ancora una volta in Serie A. Palla allontanata nel frattempo, rimessa per la metà Catania, è stato Matteo Gargantini ad allontanare la sfera.
ritmi non altissimi in questa fase della partita. Turmena. Sacon cerca il pallone lungo linea, deviazione, è ancora rimessa per la meta. Sacon per Drauski. Turmena. Sacon, ancora Turmena. Pulvirenti controlla la palla, smista a destra verso Sacon, ancora il taglio di Pulvirenti in profondità, poi Turmena. Lancio, anzi pallone era sotterra, restituita la palla nuovamente al 17. 8 da giocare prima dell'intervallo, palla uscita ancora. Pulvirenti apprezza comunque la giocata verso di lui, rimessa laterale per la Kame. Palla in avanti a cercare Gargantini che non riesce a stoppare il pallone. Serie di cambi, Podda, Bocao e Caravello Musumeci in campo. Proprio Podda che batte il fallo laterale. Brunelli. Podda. Musumeci. Nuovamente Podda, fermato prima del dribbling. Ultimo tocco però di André Ferreira, ancora rimessa per la meta. Podda e Bocao. Podda. Dietro da Tim. 7 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Ancora partita che non si sblocca. Musumeci cerca il pallone filtrante Bocao. Trova una deviazione, trova ancora rimessa laterale. Vicino a lui Musumeci servito. Tim a destra per Podda. Palla fuori ancora verso Bocao. Poi Musumeci. Cerca ancora un varco. Si avvicina Podda. Palla deviata ancora rimessa per la meta che può attaccare stavolta da destra. Roccia restituisce palla a Podda. Bocao. Dietro nuovamente da Tim. Non c'è pressione sui danni e quindi sceglie nuovamente Musumeci. Si va poi da Brunelli. Ancora Tim al limite. Palla però tenuta nella metà campo offensiva, quindi azione che può proseguire. Nuovamente Musumeci. Cerca in qualche modo di liberarsi Podda per il tiro. Appoggia Brunelli col sinistro. La mette in porta, si sblocca la partita, segna Leo Brunelli. Kame 0, Meta Catania 1. 13 minuti, 22 secondi sul cronometro, azione di forza da parte di Podda che poi offre a Brunelli tutto solo il pallone per fare 1-0 Meta. Podda ha tirato praticamente 3 avversari su di lui. Scelta giustissima quella di appoggiare poi a Brunelli. Bocao, possesso nuovamente per la Meta, sempre Podda, duello con Gargantini, arriva da lì una mano Giappa. Gargantini rimane in possesso, grande scarico sulla corsia di destra, c'è Giappa tutto solo sul secondo palo, buonissimo intervento da parte di Bocao che poi sbaglia però la misura del passaggio verso Podda. Possesso ancora per la Kame con Gargantini. Scarico per Giappa Vieira. Conclusione, parata di Tim. Subito una reazione da parte della Kame. Buonissimo il lavoro da parte di Giappa Vieira per proteggere il pallone e scaricarlo. Conclusione di Antoniazzi respinta. Pietrangelo calcia praticamente di fatto verso la porta. Palla tra le mani di Tim. Possesso riconsegnato alla Kame. Apprezza comunque Brunelli questa giocata da parte del suo portiere. Pietrangelo perde il possesso Ercolesi. Podda non riesce a servire Brunelli nuovamente, poi pressione ancora di Camerino Musumeci. Ercolesi riporta via il pallone. Giappa Vieira
perde l'attimo Brunelli in pressione, finiscono entrambi per terra, si prosegue tra le proteste delle panchine del pubblico. Adesso Brunelli è per terra per un tocco alla bocca, si chiarisce con Giappa Vieira. Sicuramente opinioni differenti per loro due. Brunelli non è d'accordo, arriva Musumeci che da capitano prova a calmare gli animi. Vediamo se dal replay riusciamo... No, questo è già il replay con Brunelli per terra. Nessun provvedimento disciplinare. (5:20) palla scodellata. Ercolessi può ripartire da Pietrangelo. Lancio del portiere della Came direttamente tra le mani di Tim. Bocao, Podda cerca il pallone sulla sinistra, esce con un rischio Pietrangelo e poi Brunelli per poco non trova la posizione impossibile lo 0-2. Dall'altra parte l'azione con Ercolessi, Giappa Vieira. Ercolessi ancora. Conclusione respinta da Brunelli. Ultimo tocco di Antoniazzi che da terra e poi attenzione, un po' di scintille. Antoniazzi ha protestato per questa decisione da parte di Landi, anzi di Loprete. Questa è l'azione di prima con Pietrangelo che aveva calcolato male il tempo. Brunelli con un esterno sinistro dolcissimo aveva sfiorato un bellissimo 0-2. Nel frattempo Warra ha approfittato per chiamare time out. 4:50 da giocare. Antoniazzi diventa il secondo ammonito in casa Came dopo Marco Ercolessi. Primo time out della partita, utile anche per rifiatare. Abbiamo accennato i risultati di ieri sera con la vittoria dell'L84 sul Mantova per 4-3, 2-2 invece tra Ecositi Genzano e Roma. Pari anche il match tra Capurso e Sandro Abate, chiusosi sul 5-5. Vittoria di misura del Sala Consilina, 2-1 sul Cosenza. In campo alle 15 Active Network FLD Eboli, alle 18 invece il posticipo tra Pomezia e Napoli. Tutto ovviamente visibile sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Riposa il CDM. Highlights delle gare di ieri sera già disponibili tra l'altro per chi volesse rivedere quanto accaduto in giro per l'Italia. Lo stesso vale anche per il campionato di A2 Elite. Oggi riparte la Serie A femminile con un anticipo e con la Supercoppa italiana tra Falconara e Bitonto. Dunque ce n'è di futsal da guardare in questo weekend e non solo. Il match intanto è ripreso con Tim che smissa il pallone verso Carmelo Musumeci, rischia di perdere il pallone, infatti poi la sfera finisce fuori. Partito Giappa in contropiede, può puntare alla porta. Giappa la mette a rimorchio, arriva il pareggio da parte della Came, ha segnato proprio Marco Ercolessi. 1-1. Non poteva iniziare meglio la sua avventura con la Came. Marco Ercolessi in gol. E anche un cuore per dedicare verso la tribuna questa rete. Andiamo a rivedere, gran giocata di Giappa Vieira, altruista poi nel servire il compagno che in scivolata mette dentro l'1-1. Tutto nuovamente in parità dunque al Palacicogna. Ercolessi sul pallone. Giappa aggira a destra. Nuovamente Ercolessi. Pressione di Musumeci che costringe l'avversario a forzare. Roccia voleva la rimessa laterale. Qualche protesta in più dalla panchina. Subito si è data prontamente da Roccia che ha evitato provvedimenti disciplinari e poi alla fine la decisione è stata anche corretta. Rimessa battuta da Andrea Ferreira, poi azione di Ercolessi che stavolta sbaglia per la misura del passaggio.
Ancora inquadratura per Marco Ercolessi. Brunelli in difesa del pallone, scarico all'indietro, eccolo Turmena, poi Musumeci, nuovamente Luis Turmena, scappa sulla destra, forse calcio d'angolo addirittura, sì, perché la palla è andata praticamente parallela alla linea laterale, anche un colpo involontario alla nuca per Luis Turmena, tutto ok comunque per il 17. Arriva anche Bocao dalle sue parti, credo, per dare indicazioni sulla battuta di questo calcio d'angolo. Sì, viene chiamata a giocata numero 4. E dunque corner per Bocao. Brunelli, Musumeci di spalle, attende Brunelli che calcia col sinistro, palla deviata, Giopaviera, gran giocata, possibilità ancora di contropiede, palla in profondità per Azzoni che non riesce ad arrivarci. Questa è la conclusione di Brunelli, proprio con Giapa a opporsi. Da qui le proteste poi per un tocco di mano da parte della panchina ospite. Intanto Pulvirente a posizione di filata non trova la porta, lancio di Pietrangelo per Giopavera che è rimasto sulla tre quarti offensiva. Giopa calcia, respinto, la palla ancora per lui, torna indietro Andre Ferreira, Gargantini, ancora Matteo Gargantini, pressato da Pulvirenti, cerca di alzare il pallone, tocca proprio Pulvirenti, rimessa laterale per la Came. 3 minuti 5 secondi prima della fine del primo tempo, 1-1. A Brunelli ha risposto Ercolessi. Antoniazzi riceve e poi scambia con Azzoni. Gargantini, ancora pressione alta, Gargantini sceglie di andare da Andre Ferreira, lancio in profondità, Pulvirenti accomoda il pallone per le mani di Jotim, torna in campo anche Sacon, team per Turmena, buon pallone Pulvirenti suolata per Draoschi, linea laterale sinistra, arriva Turmena a rimorchio, Draoschi si accentra invece, va verso la porta, tiro respinto. Sempre meta in possesso del pallone, rimessa tra le battuta però nella metà campo difensiva. Turmena, Sacon, Draoschi, Turmena, Tim può avanzare, arriva la pressione di Antoniazzi in questo caso, 4 secondi a disposizione, buono lo scarico per Pulvirenti con l'esterno da Turmena, col destro Turmena da posizione quasi impossibile, fa 2-1, l'esultanza insieme a Pulvirenti che ha fatto l'assist, la meta è nuovamente in vantaggio. Gran giocata davvero, tutta la qualità della meta in questa azione, team che scarica per Pulvirenti con l'esterno da Turmena, con il destro che non è il suo piede preferito, arriva il 2-1, adesso il time out lo chiama Silvio Rocia con 2:09 da giocare prima dell'intervallo. Turmena se la quota 9 reti in campionato, 17:51 sul cronometro del primo tempo. Nel frattempo tutta l'esultanza, tutta la grinta di Turmena abbiamo visto anche nell'esultanza dopo aver siglato il 2-1. Came che adesso ha giustamente chiamato time out, intanto inquadrati anche alcuni sostenitori ospiti, vediamo chiaramente i colori rosso-blu sulle sciarpe e sulle magliette indossate. Arriva anche invece l'indicazione da parte degli arbitri che si può tornare in campo dopo il time out di Silvio Rocia. Ultime indicazioni anche per Warra, adesso la secondo fischio richiama i giocatori in campo. Si riparte con il calcio d'avvio affidato a Matteo Gargantini. Riparte dunque il match. Gargantini sulla sinistra, 1 contro 1 con Turmena, ancora Gargantini, cerca un varco, passa Gargantini in area di rigore, palla dietro, Pulvirenti allontana.
Bella giocata di Gargantini che ha evitato l'intervento da parte di Turmena. C'era però Pulvirenti in area di rigore pronto a spazzare. Andrea Ferreira la battuta del fallo laterale. Tognazzi prova a giocare la palla verso la porta. Ancora Antoniazzi, botta addosso Giovanni Pulvirenti che rimane impassibile. Ancora un fallo laterale, stavolta Andrea Ferreira la battuta davanti praticamente a Warra. Buona palla per Gargantini, deve però girarsi, scarico rimorchio. C'è anche Azzoni da quella parte, prova invece la conclusione, Antoniazzi viene respinta. Pulvirenti e Sacon. Taglio di Pulvirenti, Sacon va a cercare probabilmente direttamente la porta. O forse ha sbagliato la misura del passaggio, Pietrangelo però era in controllo della traiettoria, adesso deve anche riallineare la porta con la linea di fondo e poi potrà rimettere in gioco il pallone. Poco più di un minuto e mezzo prima dell'intervallo di metà gara. Ancora un lancio, cercare Gargantini, deviazione, Gargantini lascia spazio a Giappa per questo finale nel ruolo di riferimento offensivo. Ercolessi, André, buona triangolazione con Ercolessi che poi cerca Giappa, viene fermato. Possibilità per Pulvirenti, va a cercare Turmena, deviazione, nuovo calcio d'angolo per la meta. Turmena sul punto di battuta, Draoschi vicino a lui. Lascia poi a Draoschi, ma sono scaduti 4 secondi a disposizione della meta. Turmena non d'accordo sul momento in cui era iniziato il conteggio dei 4 secondi, che ha di fatto invalidato poi questo calcio d'angolo per formazione siciliana. Ancora Turmena a colloquio con Loprete. Anche per loro ok, quello che chiede Turmena poi all'arbitro numero 1. Attenzione intanto alla conclusione di Antoniazzi, team in 2 tempi. Ancora Luis Turmena quando ci avviciniamo all'ultimo minuto del primo tempo. Draoschi, Turmena, Sacon per Draoschi. Recupera palla alla Camera, rimessa per Andrea Ferreira, cerca all'interno dell'area di rigore, Antoniazzi non ci arriva, non l'ha toccata nessuno e dunque possesso per la meta. Turmena, Tim, lancio in profondità, palla che diventa buona per Sacon. Si torna nuovamente da Tim. 40 secondi da giocare, 4 come al solito invece quelle a disposizione per Tim che adesso entra nella metà campo offensiva. Attende un cenno anche da parte degli avversari per l'inizio della pressione. Ercolessi saltella, guadagna qualche centimetro poco alla volta. Turmena con il destro, mette dentro, Pulvirenti non riesce a correggere in porta, allontana Andrea Ferreira, testa di Sacon e poi Giappa Vieira si prende il pallone per una delle ultime chance del primo tempo. Palla verso Antoniazzi, cerca la porta, non la trova. Sempre Giappa Vieira a condurre questi contropiede. 12 secondi, c'è tempo probabilmente per un'ultima chance. Podda deve fare in fretta. 1 contro 1 con Ercolessi, ancora Podda, salta Ercolessi, Podda in area di rigore, la mette dentro, palo! E poi arriva anche il suono della sirena, finisce dunque quel primo tempo. Meta Catania avanti 2-1 grazie alle reti di Brunelli e Turmena di Ercolessi, il momentaneo 1-1 è tutto solo per il primo tempo da Davide Nolascina. Ci risentiamo tra 10 minuti per il racconto della ripresa.
Nuovamente collegati dal Palaciconia di Ponzano, tra poco il secondo tempo di Kame Treviso con Meta Catania Bricco City. Si riparte dal punteggio di 1-2 in favore degli ospiti, reti siglate da Brunelli e Turmena per la meta di Marco Colessi, il momentaneo 1-1. Si riparte dunque dopo un primo tempo divertente. Andiamo a rileggere un attimo quelle che sono le formazioni in campo quest'oggi. Kame con Pietrangelo, Colessi, André, Antoniazzi, Bui, Schiavon, Sutton, Vieira, Perazzetta, Azioni, Gargantini e Fior. In panchina ovviamente Silvio Rocia. Come già detto per la Kame però c'è da considerare indisponibili Sutton e Perazzetta, presenti in distinta ma non dovrebbero essere schierati da quanto ci arriva poi dalle informazioni dal campo. Meta Catania invece con Pedro Sichera, Podda, Giulio Musumeci, Pulvirenti, Brunelli, Boccao, Draoschi, Turmena, Saccon, Carmelo, Mario Musumeci e Tim che sta giocando questa partita da titolare. Giovanni Pulvirenti invece è pronto a dare il via al secondo tempo. Dirigono il match Loprete di Catanzaro, Landi di Prato e Colombin di Bassano del Grappa, quest'ultimo nel ruolo di cronometrista. Quasi tutto pronto, cronometro pronto a ripartire e dunque a breve il via della sfida. Una delle 3 gare della 12ª giornata inizia adesso il secondo tempo. Draoschi, Turmena, si sposta anche Tim per dare una linea di passaggio in più. Turmena infatti va dal suo portiere che sceglie passaggio a destra, palla che è terminata fuori, sì, colpo di testa di Saccon arrivato quando ormai la palla era terminata fuori. Palla per Antoniazzi, Giappa Vieira, ancora Giappa, Azzoni, André Ferreira cerca un pallone verso il secondo palo. Azzoni era però indietro rispetto alla traiettoria della palla e dunque rimessa laterale per la meta. Andati via i primi 36 secondi effettivi del secondo tempo. Iniziata con una mezz'ora d'anticipo la sfida tra Active e FLD Eboli, di cui dovremmo poter dare anche il finale durante questa telecronaca. Attenzione intanto a Saccon che cerca la conclusione, bella combinazione con Pulvirenti, palla riconsegnata però da Pietrangelo a André Ferreira. Giappa alza il pallone proprio per André, gran giocata, André di prima verso Azioni, arriva Pulvirenti a spazzare via tutto. Palla che ha toccato il soffitto del Palaciconia, dunque c'è rimessa laterale in favore della Kame. Battuta questa rimessa. Antoniazzi, Giappa Vieira cerca nuovamente di difendere il pallone e ci riesce. Antoniazzi, Azioni, Antoniazzi ancora, Giappa si lamenta per una trattenuta anche la sua panchina. Azzoni prova il tiro, trova la deviazione da parte di Pulvirenti, angolo per la Kame. Va a prendersi il pallone ancora Giancarlo Antoniazzi, buono il suo primo tempo, prova a cercare Giappa Vieira, poi si va a riprendere il pallone, conclusione André Ferreira in precario equilibrio, non riesce a creare un problema Jotim, gran rinvio dall'altra parte. Turmena fermato ancora da Azzoni, applaude Silvio Rocia che poi anche con un bel palleggio riprende il pallone e lo riconsegna a Saccon. Draoschi, Tim, nuovamente Draoschi, palla giocata sulla sinistra, Saccon, Pulvirenti ancora Saccon, non orienta la palla verso la porta, torna da Draoschi, nuovamente Saccon, Turmena cerca di tagliare il campo, ci riesce, Draoschi verso il secondo palo, grande intervento difensivo di André Ferreira che anticipa Giovanni Pulvirenti. Rimessa per Draoschi, Pulvirenti con l'esterno torna da Draoschi, sta arrivando Turmena a rimorchio, non gli lascia il pallone per calciare Draoschi, poi bel dribbling su Giappa, ancora Draoschi fermato
voleva la rimessa Azzoni, poi Pulvirenti si lamenta perché Rocha non le aveva riconsegnato la palla. Rocha cerca di chiarirsi con il giocatore siciliano. Riparte il match. Sacon per Turmena, nuovamente Sacon prende campo sulla sinistra, va verso il secondo palo, ancora nuova deviazione di Gio Pavera, ancora calcio d'angolo. 2 minuti 21 secondi effettivi trascorsi in questa ripresa. Turmena caccia ancora una deviazione di Giappa. Turmena autore di un gol bellissimo con il destro nel primo tempo. Rimessa per Sacon, l'alza, non può andare a calciare di prima intenzione Draoschi. Va da Tim, palla giocata sulla sinistra, Sacon in area, Pulvirenti cerca di farla filtrare, buona copertura da Antoniazzi, poi Pietrangelo in avanti, palla però respinta, rimessa laterale per la Came che torna ad affacciarsi nella metà campo offensiva. Conclusione da posizione defilata, sempre di Antoniazzi, esterno della rete, con Tim che era in controllo, poi Pulvirenti non riesce a calciare questa palla. Rinvio di Pietrangelo verso la metà campo offensiva. Giappa forse trattenuto, 3 giocatori addirittura in marcatura su di lui, rimane però in controllo della palla. Ancora Giappa, alla fine è lui che commette fallo. Si chiarisce con Loprete, o quantomeno spiega la sua versione. Questa parte finale, serie di trattenute reciproche, poi Sacon è andato per terra, quindi infrazione fischiata contro Giapaviera. Primo fallo del secondo tempo commesso dalla Came. Team per Wesley Bocao. Podda, Brunelli, palla che poi arriva a Carmelo Musumeci. Pressione ancora da parte di Giappa, lancio in profondità, colpo di testa di Gargantina da allontanare. Musumeci, Tim, Musumeci prova a metterla in mezzo con l'esterno, se la ritrova tra i piedi, scarico poi per Podda, carica al sinistro, parata di Pietrangelo, Gargantina allontana, possesso ancora per Podda. Tim porta il pallone anche nella metà campo offensiva, gran palla, Pietrangelo ha capito tutto, cerca poi anche di sorprenderlo dalla distanza, tiro anche ben indirizzato senza però la giusta potenza. Allora Tim può nuovamente servire Bocao, palla per Musumeci, di prima cercare Brunelli, si lamentano per un presunto retropassaggio per Pietrangelo, non è nello stesso avviso la coppia arbitrale. Team al rinvio da una parte all'altra del campo rapidamente. Brunelli protegge il pallone solo contro la difesa avversaria, va alla conclusione lo stesso, palla fuori. Vorrebbe una deviazione Brunelli, vediamo se questa inquadratura stretta ci aiuta. Alla fine la deviazione infatti è stata accordata. Angolo per Musumeci, Podda vicino a lui, cerca il tiro da posizione defilata, c'è stata ancora una deviazione di Gargantini e quindi ancora calcio d'angolo per la meta. Pronto a tornare in campo Ercolessi nel frattempo. Palla fuori sinistro di Brunelli, non distante dall'1-3. Podda batte per Brunelli, ancora una conclusione, stavolta la palla passa, doppietta di Leo Brunelli al quinto della ripresa e 3-1 Meta Catania. Gran momento di forma per Brunelli. Gol ancora una volta da palla inattiva. E dunque primo allungo di giornata per la Meta che va sul +2. Fallo di Musumeci su Antoniazzi.
trattenuto troppo il capitano della meta. A 2 passi da Loprete. Ancora Antoniazzi, ancora duello con Musumeci che gli scippa la palla, poi Antoniazzi commette fallo. Antoniazzi era già ammonito, arriva il secondo cartellino giallo e l'espulsione. Pressione di Musumeci e poi trattenuta col braccio destro sulla maglia di Antoniazzi e dunque adesso 2 minuti di superiorità numerica per la meta, che termineranno prima in caso ovviamente di rete. André Ferreira a colloquio con Landi, che ha preso questa decisione. Gia Pavera porta via sia lui sia Azzoni. Adesso la Came deve riorganizzarsi per difendere in inferiorità numerica in questi 2 minuti. Potrebbe essere una potenziale svolta del match questa. Brunelli e Turmena sul punto di battuta. Brunelli per Turmena. Musumeci, è entrato Ercolessi per difendere questo 3 contro 4. Turmena ci prova subito, pallone respinto. Draoski calcola il rimbalzo, fa uscire la palla in rimessa laterale. Musumeci, Turmena cerca lo scarico per Brunelli, la palla non arriva a destinazione, rimessa però ancora per la Meta Catania. Turmena, Musumeci, ancora Luis Turmena. Musumeci torna nuovamente a dare una linea di passaggio, poi Draoski. Musumeci per Turmena, finta il tiro, appoggia Brunelli che prova da posizione defilata, respinge Pietrangelo, la palla nuovamente in fallo laterale. Trascorsi i primi 40 secondi di superiorità numerica per la meta. Sempre Turmena, parte sempre da lui in questa situazione l'azione della meta. Palla per Musumeci, dentro da Draoski, a rimorchio a cercare Brunelli, deviazione, palla in corner. Tocco di André, non l'ha toccata Brunelli. Corretta decisione. Intanto calcio d'angolo a disposizione per la formazione ospite. Brunelli sul punto di battuta, si propone Draoski, guardato anche Warra. Intanto Turmena prova a mettersi in ritmo, perde il controllo della palla, parte Gia Pavera, contatto con Turmena, arriva il calcio di punizione, fallo di Luis Turmena e cartellino giallo. Prima ammonizione anche per la meta, buona difesa da parte della Came intanto, e poi Giapa si è messo davanti col corpo. In questa situazione, a prescindere dall'entità, in caso di infrazione con Giapa che portava palla verso la tre quarti offensiva, arriva il cartellino giallo. Punizione per Ercolessi, vediamo se riesce a pescare proprio Giapa in avanti per congelare il pallone, per far trascorrere qualche altro secondo. È Pietrangelo che va a cercare Gargantini invece, dunque Silvio Roccia ha Gargantini in fase di possesso e Giapa in fase di non possesso in questa situazione, anche per permettere a Giapa di rifiatare un po', considerando quanto è dispendioso dover fare un po' il tergicristallo da una parte all'altra. Buona ancora la pressione portata da Giapa, se ne è andato intanto abbondantemente il primo minuto di 5 contro 4 per la meta. Musumeci dentro da Brunelli, appoggia Draoski che infila in porta il pallone dell'1-4 più 3 meta. Sfruttata la superiorità numerica da parte della squadra di Warra, che allunga ancora. Rivediamo il gol. Musumeci, Brunelli stavolta fa l'assist. Draoski deve solo appoggiare in porta. 6-0-4 nel corso della ripresa, ripristinata ovviamente adesso la parità numerica. Buona palla intanto in profondità per Marco Ercolessi, che la controlla come al solito col mancino. Gargantini un po' in difficoltà dopo questo pallone, bravo però a tenerlo in campo. Ercolessi ancora pressato da Turmena, gli porta via la palla. Turmena
Incredibile parata di Pietrangelo e poi porta spostata. Palla che sembrava aver preso la direzione della porta, invece è andata a sbattere sul palo. Ad un passo davvero dal 5-1 la meta. Adesso richiamato in panchina Turmena. Tim Drauski di prima non si intende con Sacon. Lancio dall'altra parte verso Giappa. La gira per André Ferreira. Gargantini cerca un varco, prova a calciare, sbatte su Podda. Rimessa di Ercolessi per André Ferreira, conclusione deviata dal tacco di Brunelli, calcio d'angolo. André Ferreira la battuta del corner, alza la palla a cercare Ercolessi, la domestica verso Gargantini. Sempre Kame in possesso, 12 minuti 52 secondi da giocare, il tempo c'è per rientrare in partita ovviamente. Tentativo di Giappa respinto. Ercolessi, ha capito tutto Drauski che può partire solo verso la porta avversaria, accompagna Brunelli, palla per lui da posizione defilatissima, solo esterno della rete. Gargantini dall'altra parte, Drauski gli porta via il pallone, poi Podda, tacco no look di Brunelli che non riesce a servire Mateusz Sacon. Questa è l'occasione di poco fa. Ercolessi, Giappa Vieira, suolata, conclusione da parte di Gargantini. Tim la mette in fallo laterale. Prova a farsi nuovamente sentire il pubblico di casa. Ercolessi per il tiro al volo ancora di Matteo Gargantini, che stavolta prova con il destro senza trovare la coordinazione giusta per indirizzare la palla verso la porta. Intanto Active e Feldieboli sono sul punteggio di 2-2 in questo momento. Drauski lascia sfilare verso Sacon, lancio tra le mani di Pietrangelo. A sua volta in profondità, Giappa Vieira riceve, ha commesso fallo, dice ancora Landi. Giappa Vieira ha scelto la via del non protestare su questi canti, lo vedete andare via direttamente verso la sua metà campo. Però ci ha già perso per espulsione Antoniazzi, che salterà la sfida sul campo del Napoli del 27 dicembre. Ricordiamo prossimo weekend Serie A che si ferma per gli impegni della nazionale del commissario tecnico Samperi, che tornerà in campo il 27 e 28 dicembre, poi con il posticipo Cosenza Capurso, prima del ritorno in campo nel 2026, subito aperto dalla Supercoppa e poi ovviamente dal campionato, prima poi della sosta per gli europei. Pietrangelo al rinvio, negazione di Rocia dalla panchina per André Ferreira. Intanto in campo anche Geremia Bulo, vedete in maglia numero 7, il giocatore classe 2008 chiamato in causa in questa ripresa. Virenti direttamente verso Tim. Podda, c'è Drauski che vuole il pallone, servito invece Tim che è rimasto nella metà campo offensiva. Drauski
La gira verso Pulvirenti, buona palla, Podda, una finta, Pietrangelo però non si fa sorprendere, può partire il contropiede dall'altra parte con Gargantini, ancora Gargantini, sterzata, arriva Podda a dare una mano, sempre Gargantini in possesso, un po' chiuso, prova ancora la conclusione, respinge Pulvirenti e poi proprio Bui, Azzoni e Giapaviera, verso Bui, palla pizzico arretrata, il 7 della Kame non può ricevere questo pallone, intanto la riproposizione dell'azione di prima, Podda ha cercato di muovere la palla, Pietrangelo invece è rimasto attentissimo e l'ha murato. Draoschi la gira sulla destra proprio verso Podda, lancio in avanti, tratto anche Mario Musumeci in questo secondo tempo. Sakon cerca la porta, Pietrangelo in due tempi, prova a far ripartire nuovamente Gargantini, appoggia indietro Bui e Giapaviera. Bui però la giocata personale se la trascina fuori, che personalità però per provare questa giocata. Draoschi, Turmena, Sakon, Turmena ancora verso Draoschi, ancora Turmena, può scappare via, Draoschi gliela restituisce, Turmena non calcia, arriva Sakon col piattone, colpisce Azzoni, Giapaviera proprio verso Azzoni, prova a saltare Mario Musumeci che tiene botta, poi respinge Tim alla conclusione di Azzoni. Questa è la situazione di poco fa, Sakon quasi a botta sicura, il quasi rappresentato dal corpo di Azzoni che si è opposto in maniera assolutamente regolare, lo stesso Azzoni che dà una bella palla verso l'interno dell'area di rigore, la palla attraversa tutto il fronte offensivo, non arriva nessuno a ribadirla in porta. Turmena per Pulvirenti nel frattempo, Tim, lancio verso Pulvirenti, attenzione perché arriva l'autogol di Pietrangelo che sbaglia praticamente la direzione con questo colpo di testa, la mette nella sua porta e dunque 1-5 della meta. Il lancio di Tim, il colpo di testa sbagliato da Pietrangelo, la palla finisce dentro. 10-22. Quinto di movimento adesso per Silvio Rocia, con Marco Ercolessi, lo vedete in maglia rossa, numero 2. Ovviamente questo gol, questo autogol di Pietrangelo può essere anche sotto l'aspetto emotivo una mazzata per la Kame, che adesso si trova sotto di 4 gol. Ercolessi, scambiare con André Ferreira, poi Giapa, ancora André, Ercolessi, Giapa, ruba palla Turmena, Draoschi cerca la porta, palla diventa buona per Turmena che poi si ferma, che Giapa ha preso un colpo. Applausi da parte del pubblico di Fede Kame per questo gesto di sportività di Turmena che non ha affondato nonostante fosse tornato in possesso del pallone. Colpo al naso, se ho visto bene, per Giapaviera che adesso viene assistito. Sta perdendo molto sangue dal naso. Andiamo a rivedere, preso un colpo sì da Turmena involontario al naso. E dunque è necessario che venga assistito prima di tornare in campo. C'è anche un po' di sangue ovviamente sul parquet, quindi ripresa del gioco che tarda ad arrivare
proprio perché c'è da pulire il parquet. Tra un po' capiremo anche se Giappa, probabilmente con un tampone al naso, riuscirà a tornare in campo. Intanto abbiamo il finale di Active Feldi Eboli, vittoria per 4-3 da parte della Feldi, che dunque sarà a quota 25 punti, gli stessi che aveva la meta prima dell'inizio di questa partita, meta che invece in caso di vittoria sarebbe a 28, riprendendosi la testa della classifica. Gioco fermo da un paio di minuti che riprende adesso con la palla scodellata. Turmena per Musumeci, passaggio poco preciso, rimessa laterale per Lakame, dentro Draoski nuovamente, ancora portiere di movimento, la scelta di Rocia, palla per Bui, cerca la sterzata, forse un contatto ai suoi danni, possesso sempre per Lakame. André Ferreira la gira per Ercolessi, ancora André, Ercolessi, Azzoni, palla poi che Gargantini manda nuovamente indietro verso André Ferreira. Azzoni, 8:25 da giocare, 4 gol di differenza tra le due squadre. Piccola certezza nel controllo da parte di André, che poi torna nuovamente verso Azzoni. Ancora André, Ercolessi, Azzoni, André, la gira verso Ercolessi, attende il momento giusto la Kame per affondare il colpo. Adesso Gargantini che si propone per vie centrali, calcia André Ferreira, palla che termina altissima. Team vuole ripartire subito, nel frattempo Pietrangelo è tornato tra i pali. Fulvirenti pressato, Musumeci per Draoski, ancora Musumeci, Fulvirenti, Turmena e Musumeci. Turmena, ancora Caravello, Musumeci, con Mario invece pronto a entrare tra poco. Draoski, Turmena, torna indietro, Musumeci verso Mario Musumeci, appena entrato al posto di Draoski, ha approfittato anche del momento per fare il cambio Warra. Carmelo Musumeci lancia in avanti con la punta, palla tra le mani di Pietrangelo. Colessi ha tolto la mano da quinto di movimento nel frattempo. Bui, buono scarico sulla sinistra, vediamo se ci sarà qualcun altro al posto di Colessi oppure Rocia proseguirà così. André, dentro da Azzoni, accompagnato il pallone verso la rimessa al fondo da Musumeci. Azzoni lascia il posto proprio ad Ercolessi, ci rinvio dal fondo per Tim. Recupera palla Gargantini, poi André Ferreira non riesce però a controllarla. Podda apprezza comunque il passaggio da parte di Tim. Tim che nel prepartita ha anche dato un giudizio al 2025 difficile ma bello, bello per le vittorie di gruppo e anche per il suo rientro dall'infortunio. L'auspicio ovviamente suo, ma di tutta la meta ovviamente è quella di ripetersi in campo nazionale. Intanto Sacon la mette a rimorchio verso Mario Musumeci, attenta lettura difensiva da parte di Ercolessi, che comunque tornato in Serie A in questa serata ha comunque dato il suo contributo oltre al gol. Attenzione intanto alla conclusione di Podda, Pietrangelo blocca il pallone. Intanto abbiamo rivisto alzarsi qualcuno dalla panchina della Kame con la maglia rossa, si tratta stavolta di Azzoni, sarà lui a fare il quinto di movimento al posto di Ercolessi. Intanto palla svirgolata da Podda che la manda direttamente in calcio d'angolo, si rialza dalla panchina Draoski. Questo invece è il corner precedente con il tiro di Podda. Ercolessi alla battuta del corner, tornato, vedete, Azzoni con la maglia rossa da quinto. 6 minuti, poco più da giocare.
Ercolessi. Eccolo ancora Ercolessi che gira il pallone verso André Ferreira. Attacca da sinistra adesso Bui, ruba palla però Turmena che cerca la conclusione verso la porta. Non la trova, disturbato anche alle spalle in maniera però ritenuta regolare dai due arbitri, e quindi rinvio dal fondo. Deve tornare in campo Pietrangelo per batterlo, perché la meta comunque tiene la linea di pressione abbastanza alta. Buono scarico per Bui. Ercolessi a appoggio per il tiro di Gargantini, murato. Ancora Ercolessi, non lontanissimo dallo specchio. Rinvio per Tim, invitato a riprendere il gioco con gli arbitri che iniziano il conteggio dei 4 secondi. Rinvio di Tim in profondità. Mario Musumeci non stoppa il pallone, Ercolessi lo spazza via. Mario Musumeci ormai è una certezza, lo vediamo spesso chiamato in casa da Warra anche in gol in partite difficili da sbloccare. Buono secondo me anche l'ingresso da parte di Bui, parlando sempre di giocatori giovani. Bui classe 2008, ha trovato un paio di giocate anche interessanti. Giulio e Mario Musumeci invece classe 2006, hanno sicuramente maggiore esperienza in Serie A, però anche Bui in questo match qualcosina ce l'ha fatta vedere. Tanto Podda la porta sul destro, la mette verso la porta, conclusione di Sacon che poi non trova sulla ribattuta l'1-6. Conclusione di Podda, respinta da Ercolessi, e poi due volte Sacon. Time out chiamato da Silvio Rocha nel frattempo, considerando che il gioco riprenderà con un rinvio dal fondo per la Kame. Ultimi 5 minuti su cui Rocha vuole parlarci per un minutino, vuole dare indicazioni probabilmente per il quinto di movimento. Dall'altra parte sia Warra che Miguel Weber, suo secondo a colloquio con i giocatori in campo. 5-1 arrivato con l'autorete di Pietrangelo a metà del secondo tempo, che sembra aver indirizzato in maniera importante la partita. Ovviamente vuoi a pensare che sia finita, considerando le tante rimonte a cui abbiamo assistito nel corso degli anni, però in questo momento ho la sensazione che comunque la meta sia in controllo della partita. Ovviamente la Kame ci prova, invece con quelli che sono i mezzi a disposizione in questo momento il quinto di movimento può servire a muovere un po' di più la difesa degli avversari. Adesso indicazioni anche da parte della panchina della meta su dove tenere la linea di pressione alla ripresa del gioco, da capire anche quale sarà la scelta in questo caso da parte di Rocha, che lascia azioni tra i pali, però dunque rimessa che viene effettuata da lui e non da Pietrangelo. Lancio direttamente tra le mani di Tim, che prova a cercare la porta senza però inquadrarla. Ercolessi lascia la palla ad Azzoni sempre per il rinvio, stavolta battuto corto. André in avanti, Bui di prima, da una buona palla a Gargantini. C'è Azzoni in area di rigore, Gargantini non trova però il varco per andarlo a servire. Guadagna comunque calcio d'angolo la Kame. Azzoni, Ercolessi, André Ferreira, Bui. Ciapavieri intanto non è ancora tornato. Ercolessi, André, ancora Ercolessi, Bui per André Ferreira, ha spazio centralmente, se lo prende, trova la risposta di Tim. Attenzione poi ad Azzoni che può andare verso la porta, ancora Tim, Gargantini col sinistro, esterno della rete, dall'illusione ottica del gol anche al pubblico. Ma la palla, abbiamo rivisto anche dal replay, è andata soltanto sull'esterno della rete, anche senza deviazioni. Giulio Musumeci anche in campo, scambia con Mario, poi Podda. Sacon, Mario Musumeci col destro di prima,
Ercolessi toglie palla a Giulio, poi Pietrangelo in profondità, ancora la gancia di Andrea Ferreira, palla poi gestita sulla sinistra ancora da Bui. Gargantini, ultimi 4 minuti di partita iniziati, ancora Matteo Gargantini, lascia il pallone a destra verso Bui, torna in campo Azzoni, nel frattempo essendoci le condizioni per farlo come quinto di movimento sempre Andrea Ferreira a far partire l'azione. Ercolessi vicino a lui come centrodestra, ancora Ercolessi, Azzoni all'interno dell'area di rigore. Ercolessi cerca la palla per il colpo di testa di Gargantini che non inquadra lo specchio. Giocata interessante, ovviamente da posizione defilata Gargantini non aveva tanto spazio per colpire verso la porta. Ha provato questa soluzione la Kame senza però riuscire a battere Joe Team. Draoski si chiude il triangolo con Podda, recupera poi la palla sulla tre quarti offensiva la meta. Musumeci cerca di passare, viene fermato senza fallo, arriva anche Giulio a dargli una mano, palla poi arretrata di Podda che non consente a Mario Musumeci di andare a calciare. Nel 74 della meta si sistema anche la scarpa. Azzoni intanto ha tolto la maglia rossa da portiere di movimento, tra i pali ci rimane Pietrangelo. Quando iniziano gli ultimi 3 minuti, palla recuperata da Draoski in copertura, ancora Draoski, intercetta per un attimo Ercolessi, palla nuovamente però a disposizione della meta. Scorre intanto il cronometro, 2:45 da giocare e si avvicina il nono successo in campionato per la formazione di Warra, che non ha vinto soltanto in 2 occasioni, un pareggio e una sconfitta fin qui, oltre tutte vittorie. Andre Ferreira per Ercolessi, palla ancora a cercare Ercolessi, respinta però. Brunelli chiede indicazione alla panchina nel frattempo per le marcature. Azione ha già rimesso il pallone in gioco. Andrea Ferreira, Ercolessi, buona giocata da parte di Azzoni, forse anche una deviazione, sì, che viene concesso calcio d'angolo. Rivediamo, saltato Brunelli, conclusione con l'esterno, deviazione da parte di Giulio Musumeci, angolo per la Kame, palla messa dentro, allontana la difesa, rimane in possesso la formazione di Rocia, poco più di 2 minuti però prima della sirena di fine gara. Cercata Andrea Ferreira, palla allontanata, parte Brunelli in contropiede, si propone Draoski, Brunelli invece va con calma da Giulio Musumeci, poi Podda, dietro da Brunelli, Giulio Musumeci, ancora Brunelli, anzi Podda, pardon, Draoski non trova il modo di servire proprio Leo Brunelli, guadagna comunque rimessa laterale, 1:40 al termine. Podda vuole andare sul sinistro, scarico per Draoski, Brunelli, Podda, Brunelli, si propone ancora Podda, palla a metà strada, Draoski in qualche modo poi Azzoni, indietro da Pietrangelo, palla alzata direttamente però oltre la linea laterale, cambio, nuovamente Mario Musumeci in campo per Thomas Draoski, Brunelli, Mario Musumeci, indietro verso Team, 1:10 al termine. Team sceglie il passaggio col sinistro, non trova però la linea di passaggio per Podda, che voleva invece che il suo portiere servisse Brunelli. Rimessa laterale per la Kame, ci avviciniamo ormai ad ampi passi verso il 40° minuto. Pietrangelo sul pallone, cerca direttamente il lancio verso l'altra metà campo, guadagna nuovamente possesso la meta. Mario Musumeci sul pallone, palla giocata indietro verso Team,
pressato, va da Mario Musumeci che deve affrettare il passaggio, non trova il modo di andare da Podda. Siamo entrati negli ultimi 60 secondi. Ercolesi chiama ancora palla in profondità. Andrea Ferreira, palla nuovamente per Ercolesi, un pizzico troppo lunga, apprezza comunque il tentativo del compagno. Mario Musumeci per Giulio, poi Tim. Lancio in avanti, buono l'aggancio col petto da parte di Brunelli. Giulio Musumeci sulla sinistra per Mario, prova a metterla dentro dove c'era Brunelli, palla allontanata da Azzoni, 24 secondi e poi ci sarà il suono della sirena. Giulio Musumeci indietro da Tim, palla sulla sinistra, ancora i due Musumeci classe 2006 a cercarsi, ancora palla allontanata, 16 secondi. Mario Musumeci dietro da Podda, la gira per Brunelli, conclusione in porta, respinta ancora da Pietrangelo. Brunelli a caccia della tripletta, Turmena, Draoschi e l'autogol di Pietrangelo per le 5 reti della meta di Marco Ercolesi, invece l'1-1 provvisorio nel primo tempo. Palla alzata ancora per Brunelli, sinistro al volo, palla che non scende e ormai si attende solo la conclusione del match. Meta Catania dunque che torna in testa alla classifica. Ercolesi ancora, vediamo se prova un ultimo attacco la Kame. Palla giocata in avanti e arriva il suono della sirena. La Meta Catania si riprende la testa della classifica battendo 5-1 in trasferta la Kame Treviso. È tutto dunque dal Palaciconia da parte di Davide Menolascina, grazie per averci seguito in questo sabato pomeriggio. Come detto, le dirette della 12ª di Serie A non finiscono qui alle 18, l'appuntamento con Pomezia Napoli, poi la Supercoppa femminile, ancora tanto futsal da gustarci insieme. Da Ponzano però è tutto, grazie e buona serata.